Questa è la cameretta di mio figlio e questo è l'angolo del mondo. Mio figlio ha una grande passione, quella di scoprire le distanze, quanti chilometri di distanza ci sono tra la propria città e chi so, Pechino, New York, Parigi. Viviamo da un mese e mezzo in un tempo che è distanziato. Speriamo tutti di uscirne presto. Io credo però ci sia anche il dovere di pensare al futuro con un'attenzione particolare, ovvero quella di evitare in tutti i modi che si cada in una guerra tra poveri una volta che usciremo di casa. Questo compito di scongiurare questa guerra spetta in primo luogo alla politica e spero, auspico che la politica ripensi fortemente al proprio ruolo, trasformandolo in un ruolo di attenzione costante, spasmodica nei confronti di chi ha bisogno, nei confronti dei servizi essenziali di welfare e soprattutto per smorzare al massimo ogni tentativo di fomentare odio, tensioni, contrasti, discriminazioni nel tempo che verrà. Usciamone bene, ma non entriamo in una guerra tra poveri.